Le consegne spedi dei vari corrieri non sempre passano inosservate, soprattutto quando le strade sono strette e i camion, furgoni, furgoncini si piazzano davanti al negozio o al portoncino di casa col rischio di fermare il traffico. Capita troppo spesso che in piazza i furgoni si piazzino a lato strada sia in un senso che nell'altro, su uno spazio risicato, costringendo il traffico a muoversi a senso alternato. Talvolta basterebbe un po' di buon senso per fermarsi quel metro più avanti o più indietro e permettere una circolazione più fluida. Viale Padova, Sottomarina, ma anche Viale Veneto e Viale Venezia, quando si ferma un furgone si blocca tutta la viabilità, costringendo le vetture ad attendere che il corriere di turno termini di fare la consegna e spostarsi a quella successiva, magari una decina di metri più in là. La rotonda in Piazza Italia è diventata area di fermata per i camioncini, ma almeno qua parcheggiati non intralciano il traffico nel momento in cui fanno la consegna. Andiamo verso un commercio online sempre più consistente, quindi verso un'esigenza sempre maggiore di consegne. Vedremo quindi un numero di furgoni in crescita e in crescita saranno le fermate per scarico, anche dove non sono accettabili. Le esigenze dei corrieri possono essere comprensibili, ma non riuscire a immettersi nel traffico perché due furgoni imbottigliano la via, mentre i padroncini consegnano pacchi su pacchi, alla lunga può anche infastidire. Il divieto di sosta e il divieto di fermata hanno un loro perché far finta che non ci siano per la durata della giornata lavorativa tutti i santi giorni a un certo punto comincia a infastidire l'utente della strada, soprattutto se in coda c'è pure l'auto della polizia locale che attende con tranquillità il suo turno per passare. Dicono che si stanno cominciando a effettuare le consegne con i droni in via sperimentale per il momento. Sarà probabilmente il futuro del commercio online. Quel giorno il traffico dei furgoncini calerà paurosamente, ma forse guardando il traffico aereo cominceremo a rimpiangerlo.